Eccoci, siamo nuovamente in diretta con questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali per il via questa mattina in Corte d'Assise a Venezia al processo a carico di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Abbiamo sentito dal collega Christian Arboit che è in collegamento in diretta appunto dall'aula del Tribunale, dall'esterno del Tribunale. C'è stata un'interruzione di un'ora e mezza per molto probabilmente la valutazione da parte del giudice di quelle che sono le parti civili. Non riesco a capire, dalla regia mi stanno facendo vedere Christian Arboit, di nuovo in diretta, sì, con l'avvocato Caruso. Eccoci Christian, vai, a te. Allora, avvocato Caruso ci può spiegare, noi siamo in diretta, che cosa sta accadendo? C'è stato il regolare accertamento della costituzione delle parti, ci sono state almeno 12 costituzioni di parte civile, i familiari ovviamente di Giulia Cecchettin, in ordine alla cui costituzione non è stato sollevato alcun tipo di rilievo da parte della difesa Turetta. Ci sono state però almeno una decina di costituzioni di parte civile, di associazioni rappresentative di enti diffusi, di interessi diffusi, di categoria, sui quali abbiamo chiesto un termine a difesa per poter approfondire gli atti di costituzione e interloquire, anche se abbiamo già anticipato la nostra opposizione alla costituzione di questi enti territoriali. Per lei sono troppe, parliamo dell'avvocato. È una questione di qualità della Costituzione. A nostro giudizio, adesso lo verificheremo, non ci sono le condizioni affinché possa essere fatto valere un danno civilisticamente risarcibile, con tutto il rispetto ovviamente delle prerogative funzionali di tutti gli enti che si sono costituiti. Sì, avvocato, Filippo Turetta sarà o no in aula? Perché ci sarà in aula, non oggi, ma ci sarà in aula sicuramente. Lo porterà in aula? Certamente sì. Ecco, questo era un passaggio, Marta, importante, perché poi ho visto alcune agenzie, quindi è possibile, come dicevamo noi correttamente fin dall'inizio, che Filippo Turetta venga in aula, quindi si sottoponga a un esame nel corso del processo a suo carico, quindi nel corso di questa fase dibattimentale. Le parole dell'avvocato Caruso hanno un peso specifico, avvocato che avete sentito contesta tutte queste costituzioni di parte civile, parliamo di 12 costituzioni di parte civile, quindi non contesta quella dei familiari della famiglia Cecchettin, ma appunto quella dei comuni e delle altre associazioni, che appunto è un nodo sempre molto conteso in questi processi particolarmente sentiti. Poco fa avete ascoltato le parole del legale del comune di Fossò, Stefano Marrone, l'avvocato Marrone, che di fatto dice: noi chiediamo anche i danni d'immagine, perché Fossò ha avuto anche un problema, un danno d'immagine oltre allo shock collettivo per quello che è accaduto. Quindi ci si riaggiorna a mezzogiorno e a mezzogiorno dovrebbero esserci le prime determinazioni di giornata da parte del giudice, forse anche la missione delle parti civili, ma a questo punto, sentendo le parole dell'avvocato, non è detto, potrebbe riservarsi un po' più di tempo anche lo stesso giudice. Ti restituisco di nuovo la linea. Sì, grazie Christian. Ecco, avvocato Tocchetto, stavamo appunto proprio parlando durante la pubblicità di questo aspetto della costituzione di parti civili da parte dei comuni e anche delle varie associazioni. Certo, allora volevo dire due cose molto chiare. Allora, la costituzione di parte civile è una, per essere molto semplici diciamo così, è una richiesta di risarcimento danni. Ovvio che l'avvocato dell'imputato si oppone, perché si parlano di somme importanti. Se sono 12 costituzioni più la famiglia, indubbiamente la somma che dovrebbe come dire, sborsare a un'eventuale condanna il Turetta sarebbe veramente importante. Preciso altresì che con la riforma della legge Cartabia del 2023 la Costituzione di parte civile è stata, come dire, toccata dalla riforma, quindi per certi aspetti è forse anche un po' più restrittiva. Terza cosa che mi sento di dire, benissimo quella dei comuni e ovviamente delle associazioni, ma dei comuni, ha fatto bene l'avvocato Marrone a farla insieme al comune, nel senso che è simbolica ma importante, cioè effettivamente se
se la società deve intervenire, quale migliore rappresentanza di una società può essere, oltre che l'associazione, anche un comune che vuole, come dire, essere protetto, nel senso che ha subito un danno, perché questo fatto efferato purtroppo è successo nel loro territorio, e con e se eventualmente fosse riconosciuta la costituzione di parte civile, ci fosse un risarcimento danni, quelle somme potrebbero veramente essere utilizzate per l'aiuto contro la violenza sulle donne. Quarta cosa che mi sento di dire, sentendo anche la rappresentante dell'associazione, è vero, ci sono state, dopo il caso di Turretta e quindi dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ci sono state più persone che hanno avuto la forza di intervenire e di come dire, denunciare i fatti che succedevano a casa, e quindi un applauso a questo, perché non è mai facile denunciare. Mi sento di dire, cerco di dirlo bene, che forse c'è anche un po' più sensibilità sulle forze dell'ordine, perché qualche volta è capitato che si minimizzasse quando queste persone che subivano delle violenze andavano a denunciare i fatti, e magari le forze dell'ordine tentavano anche di dissuadere. Adesso sicuramente è cambiato lo spirito, anzi so che le forze dell'ordine hanno anche costruito dei percorsi per il loro personale, proprio per mettere del personale adeguato quando arrivano queste denunce, e quindi sul corpo purtroppo e su questa tragedia si è mosso tutto un mondo che sta aiutando molto le donne, e anche la fondazione che nascerà grazie appunto anche all'impegno del padre, che non si è, come dire, chiuso nel suo dolore, ma si è aperto per trovare delle soluzioni, aiuterà molto. Però, ripeto, le forze dell'ordine stanno facendo dei passi avanti anche rispetto alle denunce, e sono molto più sensibili. Questo fatto è stato veramente così forte sia per la famiglia ma anche per quello che ne è successo dopo, e quindi mi auguro che anche alla luce di questo i magistrati che oggi dovranno oggi decidere, e anch'io penso che non decideranno subito, perché se la difesa ha chiesto un termine per esame di solito viene concesso, e quindi probabilmente forse oggi a mezzogiorno non avremo tantissime notizie, ma avremo solo un rinvio, magari a breve tempo, per esaminare la documentazione. Spero che però vengano accolte le richieste di costituzione di parte civile, perché sarebbe un segnale importante nei processi di questo genere qua, che segnerebbe anche una svolta. Ecco, Avvocato Tocchetto, lei parlava di una maggiore sensibilità del sistema giudiziario, di una maggiore sensibilità delle forze dell'ordine. Forse c'è anche una maggiore sensibilità della società intera, perché poi molto spesso, che ne so, il vicino di casa, la vicina di casa, l'amica, possono in qualche maniera intervenire, magari anche scongiurare delle situazioni tragiche, certo, appunto, come questa. Sì, sì, certo, questo ha aiutato anche a segnalare, ma anche ai servizi sociali, situazioni familiari che avvenivano nel condominio, dal vicino di casa, con qualcuno che faceva forza e andava dalla persona maltrattata a dire: ti posso aiutare, posso venire con te, posso dire quello che sento. E ci sono stati alcuni casi anche a Treviso che hanno aiutato una famiglia non solo a recuperare una, come dire, una tranquillità, ma anche, e questo lo voglio segnalare perché è molto importante, anche se c'erano prima, ci sono adesso parecchie associazioni dove c'è un recupero della parte maschile. E ho notizie, e le abbiamo viste anche negli nostri studi legali, di alcuni uomini che si sono resi conto di non riuscire a gestire la propria situazione personale di grave irritazione fino alla violenza nei confronti dei propri familiari, che hanno cercato di chiedere aiuto. Questo è un po' importante. Bisognerà fare ancora un grandissimo lavoro, ma se anche solo qualche uomo capisce che deve farsi aiutare, questo è un passo in avanti. Quindi contestualmente alle associazioni che aiutano le donne e promuovono le attività contro la violenza sulle donne, spero che si ampli sempre di più anche quello delle associazioni degli uomini che cercano di recuperare o di aiutare coloro che non si rendono conto che sono dei maltrattanti, che possono arrivare
ad uccidere la propria compagna, la propria moglie o la propria ex fidanzata. Il passo da questo punto di vista qui è ancora molto lungo. Ed è culturale sicuramente. Ed è culturale sul famoso patriarcato, però già qualcosa si sta muovendo e quindi cerchiamo di aiutare tutte queste situazioni. Ecco perché le costituzioni di parte civile hanno anche questo spirito di arrivare a sensibilizzare anche dal punto di vista poi di una forza e di una rappresentanza nell'ambito di un processo tutte queste associazioni che stanno cercando di modificare la nostra società e anche le persone. Certo, questo senz'altro è davvero importante. Micaela Faggiani, chiaramente i femminicidi, il femminicidio è la punta dell'iceberg di un fenomeno, quello appunto della violenza di genere, che si manifesta poi in tantissime altre forme, magari che non sfociano nel femminicidio, ma che comunque hanno una notevole gravità e un notevole impatto nella vita di tante donne, di tante famiglie. Dicevamo, molte di queste sono madri ed hanno dei figli. Voi avete raccolto queste storie, queste tante storie, ce n'è qualcuna, diciamo, che l'ha colpita in maniera particolare, che ci vuole raccontare? Assolutamente, io mi collego un attimo prima a quello che diceva l'avvocato, perché con l'Instant Book il ricavato andrà al gruppo Polis, che è un gruppo, appunto, una cooperativa del Padovano che si occupa di case di fuga, e in particolare i proventi andranno alla terza casa di fuga, che si chiama Casa Elena, che è appena stata aperta, ma il gruppo Polis lavora proprio anche con gli uomini maltrattanti. Questa è una cosa secondo noi molto importante. Ovviamente noi il ricavato del libro andrà alla casa di fuga, a Casa Elena, però sappiamo quanto sia importante lavorare veramente anche sugli uomini che hanno queste problematiche, ovviamente tralasciando tutti i sentimenti che possiamo avere, come quelli relativi appunto alle dichiarazioni del padre di Turetta, che comunque ci hanno lasciato tutti interdetti. Chiudendo questa parentesi, volevo specificare solo questo: le cose che mi hanno fatto specie, e tra l'altro noi abbiamo realizzato anche in forma teatrale con una compagnia di Padova questo libro, sono quelle più semplici. Una ragazza che ha difficoltà ad andare a prendere l'autobus perché viene seguita, perché viene toccata, perché non si sente libera di andare a prendere l'autobus, o storie di figli e figlie che hanno assistito a violenze in famiglia e che si ritrovano poi con delle storie simili una volta diventati grandi. Quindi una violenza che si perpetra, che continua veramente nella vita di tutti i giorni. Ecco, quello che state vedendo, vedo anche le immagini, è addirittura un altro dei progetti che stiamo portando avanti, si chiama Scarpette Rosse, con il comune di Vigonovo. Sappiamo essere proprio il comune, tra l'altro, dove risiedeva Giulia e dove risiede anche Gino Cecchettin. Abbiamo deciso di chiedere alle persone di realizzare delle scarpette rosse, che sappiamo sono il simbolo della violenza, con la lana, con i filati, grazie ad un'azienda che anche appunto mette a disposizione della lana e la vende, proprio perché vogliamo sempre raccogliere fondi per realizzare delle iniziative contro la violenza sulle donne. Le persone si dovranno proprio mettere a fare le scarpette rosse, le raccoglieremo tutte attorno al 25 di novembre in quel di Vigonovo, allestiremo una mostra, queste scarpette poi saranno vendute, il ricavato appunto andrà a progetti contro la violenza sulle donne. A Natale vorremmo anche realizzare, in collaborazione sempre con il comune di Vigonovo, un albero di Natale con tutte queste scarpette rosse. Ognuno potrà metterci quello che vuole in queste scarpette, ma non è tanto la scarpetta, è proprio il simbolo di una società che può anche mettersi, anche gli uomini, anzi stiamo invitando soprattutto gli studenti universitari, che sappiamo essere appassionati di uncinetto, di lana e di ferri, a mettersi a fare queste scarpette rosse per fare quel qualcosina, sempre per rompere quell'omertà, per parlarne, perché veramente dobbiamo liberarci. Ecco, vedete, ci sono anche, noi abbiamo messo in rete, che è un po' anche il nostro modus operandi, tante associazioni, quindi abbiamo anche tutte le case di riposo dell'Uripa che parteciperanno a questo, abbiamo il Politecnico Calzaturiero, quindi i ragazzi che daranno anche un abbellimento e nelle loro lezioni impareranno anche a lavorare a maglia, abbiamo la rete calzature della Riviera del Brenta in punta di piedi, abbiamo l'associazione alunni dell'Università di Padova che parteciperà. Ecco, chiamiamo veramente a raccolta tutti per fare qualcosa di piccolo ma di significativo, per continuare a parlare, per continuare
a migliorare questa nostra società, senza dire sempre "ah, caspita, è successo questo", ma facciamo qualcosa, ognuno di noi, uomini, donne, per smuovere le acque, per smuovere le coscienze. Ecco, la rivoluzione gentile, vedo alle sue spalle nel banner. Sì, perché è stato un po' il nostro claim iniziale. Con la gentilezza si può arrivare veramente dappertutto, basta solo dire la parola in un'altra maniera. Ecco, noi non vogliamo fare la guerra agli uomini, non vogliamo fare la guerra a nessuno, anzi non vogliamo usare questa parola che è pessima anche perché non porta da nessuna parte. Vogliamo con la gentilezza cambiare il mondo, facendo delle cose appunto, quindi incidendo nella società. Quando siamo nate eravamo in piena pandemia e la vita era tutt'altra cosa, volevamo dire noi donne ci siamo, abbiamo delle professionalità, siamo capaci, dateci le occasioni, dateci i posti, perché ci siamo ritrovate un gruppo di donne veramente professioniste d'alto livello che però non arrivavano a quei posti di comando. Abbiamo detto bene, ci arriviamo con la gentilezza, ci arriviamo facendo qualcosa, ci arriviamo facendo unione. Una cosa importante che spesso ci arriva dalle nostre associate, da mail che appunto arrivano alla nostra casella di posta, è quello di andate avanti perché sapendo che ci siete ci date la forza. Spesso le donne, ma non solo, anche gli uomini probabilmente in alcune occasioni hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo perché ci dà forza, perché ci dà il coraggio di magari parlare, di denunciare, di fare qualcosa. Ecco. Questa è la cosa fondamentale e anche la forza del cantiere in piena pandemia, quando si era tutti chiusi e quindi ci si confrontava così, adesso che possiamo finalmente lavorare con le istituzioni, con le altre associazioni, questa è veramente la forza del gruppo e secondo me è importante appunto anche in questo momento e anche in questa occasione, rispettando le persone, come in questo caso Gino Cecchettin, rispettando anche una famiglia come quella di Turetta che comunque è provata e vittima di questa situazione nonostante tutto, nonostante appunto il mostro che abbiamo visto e che ha portato alla morte di Giulia. Certo, senz'altro, anche questo è molto, molto importante. Avvocato Tocchetto, si parlava appunto delle donne e di come poi in tutta questa questione non ci sia solo l'aspetto della violenza, perché la violenza fisica, diciamo, è un aspetto, ma c'è anche un'altra violenza che poi si allarga un po', no? A tutte quelle che sono le opportunità delle donne, a quella che è la violenza economica, a tutta una serie di aspetti che sicuramente hanno un peso molto, molto importante. Quando ora Micaela Faggiani parlava del coinvolgimento delle case di riposo in questa iniziativa delle scarpette rosse, mi è venuto in mente un servizio che abbiamo fatto l'anno scorso, proprio poco dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, ed era il classico servizio che facciamo quando una nonna compie 100 anni, e questa signora aveva voluto dedicare il suo compleanno e il messaggio che lanciava alla società per i suoi 100 anni proprio alle donne, per denunciare la violenza. Lei diceva: noi donne una volta ne abbiamo subite di tutti i colori, no? Perché una volta non esisteva nemmeno la possibilità, no? di mettere in discussione certe cose. Ora la società è cambiata e sta cambiando, ma molto lavoro c'è ancora da fare. Allora, certo, c'è tantissimo lavoro da fare, perché paradossalmente in alcune professioni magari le donne sono molto di più, però ad esempio non abbiamo per ora ancora un presidente del Tribunale di Treviso donna, abbiamo delle rettrici, già questo è buono. Poi per passare poi anche alle classi, come dire, meno abbienti, là le difficoltà sono sempre maggiori, perché il carico della donna che ha il lavoro, il mantenere i figli, il trovarsi spesso da sola, senza aiuto, e magari anche con una gestione del rapporto coniugale o di coppia complicato che sfocia in violenza, è una cosa che noi vediamo spessissimo nelle famiglie e non sempre è facile denunciare questa cosa. I passi si stanno facendo
veramente in maniera importante, però ancora oggi in alcune aziende ti chiedono, non dico le dimissioni in bianco perché sono reati importanti, ma magari ti fanno capire che se hai una famiglia è più difficile per te fare carriera, e sono magari aziende del nostro territorio all'avanguardia anche dal punto di vista magari tecnologico, ma che hanno schemi antichi. Il lavoro da fare è un lavoro molto importante, però penso anche che ci voglia anche più collaborazione tra le donne, che c'è, ma spesso magari è venuta un po' meno e forse non ha aiutato in certi percorsi sia lavorativi ma anche nelle professioni politiche di poter in qualche modo farsi strada, perché gli uomini fanno più comunità. Queste storie però, come quella di cui stiamo parlando, hanno cambiato radicalmente, secondo me, un po' l'opinione pubblica e anche la nostra società. Abbiamo avuto degli anni molto difficili dal 2020, lo sappiamo tutti, però questi casi hanno cominciato anche un percorso di trasformazione. Ecco, io voglio dirlo a chiare lettere, le donne stanno facendo passi importanti, ma hanno bisogno di più consapevolezza. Bisogna però, e ho piacere quello che ha detto la rappresentante dell'associazione, ho piacere se il focus va anche sugli uomini, perché lo dico in maniera un po' brutale perché lo vivo anche professionalmente, c'è una grande crisi dell'uomo, grande crisi, perché viene spodestato da delle sue certezze. Lavoro, possibilità di comandare e di essere, come dire, colui che gestisce anche la società familiare. Stanno cambiando i percorsi, vediamo anche la fragilità dei ragazzi. Lo stiamo vedendo, la fragilità, e Turetta è uno di quelli. Mi viene in mente, no, il fatto che Giulia si laureava prima di lui, lui cercava di rallentarla, bravissimo. Questo è uscito, no, nell'immediatezza, quindi anche questo è un aspetto. È la crisi dell'uomo, come dire, del suo ruolo nella società, che lo vediamo dal 70enne al quindicenne, la baby gang, anche se ci sono anche delle ragazze lì che a volte scimmiottano cose brutte, ma il 70enne che ha una crisi di identità. Lo dico per prendere un range forte. Ecco, se ci sono delle associazioni che cominciano a lavorare sul recupero di una, come dire, di una propria consapevolezza di un rapporto paritario uomo-donna, degli uomini che devono recuperare anche una consapevolezza che non sono i proprietari della vita degli altri e né sono coloro a cui è tutto dovuto, penso che faremo un grande passo in avanti, e questo aiuterà le donne ad essere, come dire, più forti e più consapevoli ed avere una tranquillità nella vita lavorativa ma anche familiare che è molto importante. Per cui se gli uomini cominciano a capire che hanno bisogno di aiuto, questo è un passo in avanti e, ripeto, sono molto contenta che ci siano le associazioni che guardano anche all'aspetto maschile, perché solo camminando insieme noi possiamo aiutarci, altrimenti diventa molto complicato, perché gli uomini devono capire che non sono più i proprietari della vita delle donne. Certo, questo è un aspetto che è stato sottolineato più volte anche proprio da Gino Cecchettin, dal papà di Giulia. Sì. Allora io vi ringrazio intanto per essere state con noi in questa prima parte della nostra diretta. So che avete tanti impegni e ci dovete lasciare, vi ringrazio davvero, grazie all'avvocato Antonella Tocchetto e grazie a Micaela Faggiani, presidente grazie a voi e buon lavoro. Grazie, del Cantiere delle Donne. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi continuiamo con la nostra diretta dedicata appunto alla via al processo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. A tra poco.